Vogliono andarsene. I migranti in quarantena al campo della Croce Rossa di Jesolo vogliono uscire. In una ventina lo hanno urlato da dietro alla grata, di fronte alle forze dell'ordine e all'esercito, in una manifestazione di protesta nel corso della quale è apparso un lenzuolo sul quale era stato scritto con uno spray rosso: "Non c'è Covid-19 qui, stiamo chiusi qua per niente". Il via libera ufficiale dell'ULSS 4 Veneto Orientale non è arrivato, ma la notizia della negatività al terzo tampone dopo 14 giorni di isolamento sì, e ha scatenato la protesta nella struttura dove a metà luglio erano stati rilevati 43 positivi al coronavirus, 42 rifugiati ed un operatore, tutti asintomatici. Per 85 persone risultate negative al tampone era iniziato come previsto da prassi l'isolamento, mentre per i positivi era stato disposto il trasferimento, provocando peraltro vivaci protesti a Cavarzere. La certificazione dell'ULSS che darà il via libera all'uscita dei migranti comunque non c'è e la manifestazione è rientrata. A protestare peraltro è stato circa un quarto delle persone in isolamento, ma non sarebbe la prima volta che il prolungarsi di una forzata convivenza in queste condizioni possa poi degenerare in prese di posizione più decise.